Per capire cosa succederà a Padova venerdì prossimo, basta già lo spaccato di un sabato mattina, a metà della tredicina di avvenimenti e celebrazioni iniziata il 31 maggio e che si concluderà il 13 giugno. Sant'Antonio smuove pellegrini da tutto il mondo, basilica gremita di folla per la messa riservata ai croati, che poi si spostano alla tomba del frate portoghese per invocare la sua protezione, fedeli che pregano davanti alla sua statua, visitatori che si raccolgono nel chiostro interessati a scoprire aspetti della vita del santo che non conoscono. Padre Enzo Poiana, rettore della Basilica da 9 anni, spiega così l'idea di accomunare Sant'Antonio ai nuovi santi, i papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. È una frase di Sant'Antonio che dice: i santi brillano come stelle nel cielo per il bene di tutti. Allora non c'è concorrenza tra i santi. Ma quanti saranno i pellegrini che arriveranno a Padova il 13 giugno? Credo che i numeri dei 100-150 mila persone per il giorno del santo ci saranno. I veneti sono ovviamente i più numerosi in questi giorni. A noi fa piacere vedere che anche i veneti vengono, no? Perché prima di essere la basilica del mondo è la basilica di questo territorio, di questa città e di questo Veneto.